Non faccio mai la fila per il club. Ti raggiungo dentro il privé, ma tu parli solo di te. Hai testelle di carte di credito.
Perdere oggi significherebbe con molte probabilità lasciare andare il treno playoff. Vincere diventa quindi l'unica cosa che conta e cruciale per la stagione della Fortitudo, che al Pala Lavinium accoglie la Sandro Abate, che ha sicuramente meno obblighi e molte più virtù. Amici di Futsal TV, amanti del calcio a 5, benvenuti a Pomezia, 26esima di Serie A. È Fortitudo Pomezia contro Sandro Abate. Buonasera e buon sabato da Lorenzo Savi e Alessandro Bellardini. E allora le squadre sono già in campo e pronti noi come voi a godercela. Sarà sicuramente un ottimo spettacolo. Fortitudo che, come dicevo in apertura, è chiamata a dare quel qualcosa in più che forse, tirando le somme, è mancata nella prima parte di stagione. Ed oggi contro la Sandro Abate, bestia nera della Fortitudo, così tanto per dirlo Ale, la Fortitudo nella sua esperienza in Serie A in questi 2 anni non ha mai raccolto punti con la Sandro Abate, e l'anno scorso qui, perdendo 5-2, salutò Fernandez che lasciò la partita. Assolutamente ragione Lorenzo, ma quella di oggi è veramente una partita, è una vera e propria finale di Champions League per la Fortitudo, che oggi si gioca veramente tutta la stagione, perché un ipotetico passo falso della squadra di Maurizio Grassi estrometterebbe quasi aritmeticamente la Fortitudo dalla corsa playoff, quindi viene da sé che oggi è uno scontro importantissimo qui al Pala Lavinium, e di contro la squadra di Piero Basile potrebbe affondare veramente il colpo decisivo in ottica playoff. Quindi ragazzi, oggi sarà veramente una partita da vivere tutta ad un fiato. E aggiungo io, probabilmente è la peggiore avversaria da affrontare in questo momento, perché viene da 8 risultati utili in 9 partite. Assolutamente sì, la squadra di Avellino ha cambiato letteralmente passo rispetto alla prima parte del campionato, nella quale aveva fatto comunque molto bene, ma in questa seconda fase di stagione i ragazzi di Basile stanno letteralmente volando e stanno strameritando oggettivamente la posizione di classifica che occupano, e 3 punti conquistati qui potrebbero rilanciare ancora di più le quotazioni della squadra di Avellino e potrebbe andare a toccare veramente le posizioni più nobili di questa classifica. Allora vediamo le scelte dei 2 allenatori. Grassi parlotta con i suoi, sceglie Moliterno tra i pali, Cesaroni, Michelangelo, Mateus e probabilmente Micheletto a completare il quintetto, o forse Esposito. Ancora non lo vediamo. Sì, adesso Esposito a completare il quintetto per la Fortitudo. Dall'altra parte mister Piero Basile sceglie Parisi tra i pali, Lucio Avellino, Wilde Ugherani e Attilio Arillo a completare il quintetto. Sul pallone c'è Wilde, il primo possesso sarà quindi per gli ospiti. Arillo la muove su Ugherani, che prova a tornare in banda dal 23, ex Napoli. Pallone impreciso, il primo possesso allora anche per la Fortitudo, oggi in maglia verde, pantaloncino bianco. Dall'altra parte un grigio nero Avellino da Arillo, poi Wilde da Avellino, di prima da numero 23 che la chiede addosso. Cesaroni, doppio scambio con Mateus, scambionato da Michelangelo, nello spazio Esposito, servito con i giri giusti, deve però tornare dietro perché Avellino era uscito con i tempi giusti. Cesaroni poi impreciso nel controllo, inizio un po' spezzettato, un momento come dicevo cruciale per la stagione della Fortitudo, anche nel post gara di Genzano nel derby terminato per 0-0 con Genzano. Mister Grassi ha dichiarato che 1 punto o 0 avrebbero cambiato poco il cammino della sua squadra, che oggi però non può appunto sbagliare. Ora deve difendere perché arriva Wilde che serve Arillo, che tiene il 23 e aspetta Avellino ancora con l'imbucata, ancora la chiusura. Ugherani ad alimentare. Wilde, Arillo, 2 tocchi, arriva Mateus, poi nel traffico Michelangelo, spunta ancora Mateus, giro di là, possibile 3 contro 3, Esposito preferisce girare, andare da Michelangelo, converge e scarica Mateus,
con calma ma non troppo la Fortitudo. Michelangelo da Cesaroni contro Ugherani, cambia lato e calcia. Primo intervento con i piedi di Parisi, la classica giocata di Cesaroni. Sì, assolutamente sì, e ha chiamato subito Parisi a un primo intervento importante che poteva Cesaroni creare, intanto a Esposito, palla alta con Cludiale. poteva creare veramente qualche pericolo. Una Fortitudo che sembra comunque intraprendente, anche perché Grassi, stavi dicendo bene tu, l'ho detto molto chiaramente dopo la partita di Genzano, questa è una squadra che veramente non può più permettersi neanche mezzo passo falso, quindi è una squadra che oggi dovrà necessariamente provare a portare a casa questi 3 punti. Parisi con le mani, si abbassa Rillo, finge l'imbucata, poi va da Avellino, 2 tocchi con Ugherani, poi Wilde e ancora da Avellino che la spazza senza badare allo stile. Il rimpallo favorisce Michelangelo che deve tornare dietro e si appoggia su Mateus. 1-2 con Esposito, poi il 26 incontro Cesaroni a sinistra da Michelangelo che converge e calcia. Parisi sempre pronto, parata forse anche un po' scenica ma comunque efficace. Assolutamente sì, ed è una Fortitudo che insomma è già arrivata 2 volte al tiro, a dimostrazione insomma di un approccio giusto da parte della squadra di Maurizio Grassi, ma chiaramente è proprio la Fortitudo che deve fare la partita e quindi è il canovaccio più giusto. Arillo prova a spingere la transizione, lotta con Mateus, arriva Avellino, scarico su Wilde che punta Michelangelo, sposta sul destro e calcia, ammortizzato il destro da Michelangelo, comunque Moliterno ci mette il piede. Si affaccia anche la Sandro Abate che ha indubbiamente del potenziale per far male. Avellino sul punto di battuta, palla forte dentro, il pallone torna al 20 che serve Ugherani da solo in area, dimenticato dalla difesa, ci ha messo la mano Molitier. Prima amnesia della Fortitudo dopo le tante viste con l'L84 che sono costate care. Oggi non gli è permesso sbagliare, quindi mai staccare la spina. Avellino, palla fuori, Attilio Arillo al volo. Sull'esterno della rete c'è anche la Sandro Abate. Assolutamente sì, parlavi di amnesia ed è stato questo proprio il più grande problema della squadra di casa in questa stagione, che veramente ha vanificato anche prestazioni importanti con delle grandissime amnesie che hanno completamente poi ribaltato i risultati in campo. Michelangelo rischia un po' sulla pressione di Ugherani, poi è costretto a trovare la giocata tra le linee per Cesaroni. Impreciso il tocco col destro, si ripartirà da Parisi. 2,40 già giocati, ancora nessun cambio, ma vediamo pronto Raubo da una parte e Galletto dall'altra. Con calma Cesaroni. Da Michelangelo, si accentra il portoghese, si ferma e riparte, ora da Esposito che sfida Wilde, non riesce a passare in banda, chiama lo schema. Cesaroni da Esposito, braccato da 2, passa Wilde che non la perde, poi messo giù senza fallo Michelangelo e Murillo appena entrato. Scodella per Cesaroni, cambio lato su Mateus, troppo, sarà solo rimessa per la Sandro Abate. Ugherani, Avellino, Arillo con Galletto, 1-2 che non si concretizza, non si intendono i due, entrambi ex Napoli. Arrivati nel mercato di gennaio. Mercato di gennaio assolutamente importante per la Sandro Abate, che ha avuto le
Ne parlavamo prima con mister Basile, prima della partita, ci diceva appunto che nella prima parte di campionato ha dovuto fare di necessità virtù, con poche rotazioni, un roster che sicuramente non era lunghissimo, e diciamo che dal mercato di gennaio è venuta fuori una Sandro Abate che adesso dà possibilità all'allenatore di, insomma, di poter ruotare bene e tanto, e quindi questo chiaramente in campo poi si sta vedendo. Una rosa completa oggi, anche con l'assenza pesante di Ghi. Pallone restituito alla Fortitudo, messo fuori in precedenza da Moliterno, che ora va con le mani a cercare Ierai. Controllo orientato a saltare Avellino, che però è attentissimo, si distende e consente a Parisi di giocarla. Ancora Avellino senza guardare da Galletto, c'è un'intesa col numero 2 e possesso Fortitudo con Ierai. Solita giocata, campionato da Micheletto che può andare sul destro, forte verso il secondo palo, ancora Parisi che può regalare la transizione offensiva alla Sandro Abate. Avellino supera Moliterno, non c'è nulla, Non c'è minimamente contatto tra i due. vorrebbero anche un provvedimento per simulazione. Si la ride Avellino, ma il canovaccio sarà un po' questo, una Fortitudo all'attacco che cercherà di sfondare il bunker campano, e di contro una Sandro Abate che con questi grandi palleggiatori pronta a ripartire per poi poter far male, quindi mi sembra di aver capito che potrà essere questo sicuramente il canovaccio del match. dentro anche Oselito da una parte e Raubo dall'altra. Oselito e Raubo proprio loro a contendersi il primo pallone. Micheletto verso il numero 18, doppia deviazione, l'ultima di Avellino che la manda via, rimessa per la Fortitudo. Tanto Lorenzo, diciamo anche spettatori di eccezione qui al Palalapinium, vediamo qui alla nostra destra gli allenatori di Ecositi Gezzano e dell'L84 che si stanno guardando la partita, quindi chiaramente Paniccia è reduce adesso dalla vittoria di Ciampino che è proprio qua dietro, mentre Angelini partirà domani per Catania, ne hanno approfittato per venire qui a vedere sicuramente una partita dalla quale, ecco, uscirà almeno una squadra che incontreranno poi ai playoff. Murilo, Micheletto a due tocchi da Ierai che si complica un po' la vita, poi Raubo, gran giocata a lasciare sul posto Avellino, passa su Oselito che usa le mani con mestiere e fa ripartire la Sandro Abate, ancora con Galletto, si muove Arillo, cercato, Arillo la tiene, prova a girarsi su Ierai, torna Murilo, poi sulla seconda palla ancora il numero 8 alla meglio, rischia un po', arriva Galletto, ultimo tocco proprio del 2, tanta confusione. Solo rimessa per la Fortitudo con Moliterno che vorrebbe servire subito Micheletto, non ci sono gli spazi però, Raubo la riesce a tenere, forse con un fallo, Murilo si appoggia verso Raubo che calcia in porta, contenuto da Arillo e poi Parisi ancora dal 23, non c'è un attimo di pausa, Micheletto butta giù Arillo, primo fallo della gara. Chiede il giallo il giocatore della Sandro Abate, ma sicuramente, ecco, non ci sembrava a quello di Micheletto un intervento da ammonizione, anche perché tra l'altro poi è il primo contatto che vede come protagonista Micheletto, quindi ci sta, giusta assolutamente la decisione dell'arbitro. Oselito, la scodella verso Galletto che però era venuto incontro, allora palla nelle mani di Moliterno, lungo verso Raubo che sembra aver approcciato splendidamente alla gara, Ierai da Murilo verso Micheletto contrastato da Ezzi, torna dallo spagnolo, Ierai la sposta fino all'ultimo, ottiene rimessa, c'è Galletto in posizione, palla verso il secondo palo, non arriva Murilo e poi sulla caduta colpisce Parisi, subito le scuse del numero 8, vediamo perso da Ezzi, per poco non arriva a colpire il pallone e far male alla Sandro Abate. Osian, Oselito, Galletto, ancora Oselito, pressione sempre alta
della Fortitudo. Contento mister Grassi, un po' meno Piero Basile. 6 minuti andati in archivio. Micheletto sul punto di battuta, la chiama Ierai, a colloquio il secondo arbitro della gara Antonio Dan Campanella con la panchina ospite, nello specifico con Lucio Avellino. Ora con Ezzi a indicargli bene dove deve posizionarsi per dare la corretta distanza. Micheletto lascia a Ierai che va verso Micheletto, che non riesce a ribadire in porta. Fortitudo sicuramente più intraprendente in questo avvio di gara, infatti dicevi bene tu, Basile non sembra affatto soddisfatto dalla panchina, lo vediamo sbracciarsi parecchio verso la sua squadra, alla quale chiede di essere un po' più corta, e predica anche un po' di calma, perché probabilmente i suoi stanno commettendo qualche errore di troppo che non lo soddisfa. Moliterno ancora da Raubo, protegge su Osian che poi gliela porta via, si appoggia da Oselito che non la butta, poi è costretto. Ancora efficace la pressione degli uomini in maglia verde. Raubo la tiene, va ora da Ierai che sbaglia il controllo, poi rimedia, anzi no, si salva perché Oselito è impreciso nel servire Galletto. Stravolge ancora il quintetto mister Grassi. Dentro Pateus e Bueno, fuori Ierai e Raubo, quindi Murillo torna a fare l'ultimo. Poi Micheletto riesce a passare tra due, l'ultimo tocco di Oselito. Un Lorenzo Bueno che ha dimostrato che quando è in giornata e accende la luce può creare veramente qualcosa di pericoloso. Pochi gol per il numero 11 ma tutti molto belli, quindi è un Lorenzo Bueno che quando indovina la partita può diventare un fattore e Grassi lo sa bene. Murillo da Mateus, Micheletto rischia non poco sulla pressione di Galletto che lo mette giù con un fallo secondo l'arbitro, il primo anche per la Sandra Abate, l'ho commesso Galletto. Mateus ha già battuto con lo sguardo da Micheletto, col pallone da Murillo, poi Bueno passa su Osian, 3 contro 2 potenziale, Bueno in porta, solo paura per Parisi che non deve nemmeno mettere le mani. Impreciso con le mani proprio estremo difensore della squadra di Avellino. E chiede ai suoi qualcosa in più, lamentandosi del movimento mancato lì davanti. Angelo con lo sguardo trova Mateus, col pallone no. Più Pomezia in questi primi 7 minuti, senza ombra di dubbio, sono i ragazzi in maglia verde a fare la partita, e infatti Basile continua a dare indicazioni ai suoi ragazzi, continua a non essere veramente soddisfatto. Chiede calma, ma sembra, come dicevi tu Ale, essere tutt'altro che contento, e in questi primi 7 minuti e 30 il fattore predominante è questa pressione alta scelta e impostata da mister Grassi. Sì, questa è un po' la caratteristica della Fortitudo di Maurizio Grassi, un pressing alto sui portatori di palla, e non è un caso che poi le squadre che giocano contro la Fortitudo arretrano sempre quel metro in più, ed è un merito proprio della squadra di Grassi questo. Avellino da Arillo, c'è Gattarelli sulle sue tracce. Avellino cerca Ezzi, Moliterno fa sfilare. Angelo, Mateus, Michelangelo, Bueno, 1-2, chiesto ed ottenuto, Bueno passa, Bueno la tiene, strattonato, senza fallo secondo il direttore di gara. Allora 3 contro 2 di là, Osian messo giù con le cattive da Mateus che ottiene il primo giallo della gara.
ancora a terra Osian, colpito durissimo dal numero 26 Pometino. Grazie a qualcosa da ridire, perché reclamava un fallo nella circostanza precedente che poi ha portato alla ripartenza. Fallo Lorenzo, che ci sembrava netto. È sacrosanto il giallo rimediato da Matteus e non ci piove. Certo è che l'azione era probabilmente viziata da un fallo precedente sul quale poi è ripartita la squadra di Avellino, però tant'è, il direttore di gara non ha fischiato. Grassi, ecco, continua ancora a borbottare nei confronti del direttore di gara e ci sentiamo di dire ha ragione. Non so se ci hai fatto caso per quanto è importante questa partita. C'è un clima anche un po' surreale, a un silenziosissimo Palalavinium al quale veramente non siamo abituati. Sembra veramente di stare quasi a teatro qui oggi. Michelangelo, dopo il rimpallo su Gattarelli, Bueno in banda da Matteus, che non riesce a giocarla di là. Ottimo il lavoro di Avellino. Combattente Avellino, è veramente sempre un giocatore, insomma, che sa farsi rispettare in casa e fuori. Ora proprio il numero 20 prova ad uscire con la palla e sentiamo Ecco, anche i primi sussulti del Palalavinium. Male, l'hai chiamato, appunto il sesto uomo che oggi sta un po' mancando alla Fortitudo, perché come detto e ridetto, come molti già sapranno, è una partita importantissima, sentita anche sugli spalti. Michelangelo, la pressione di Ugherani, si appoggia a Bueno tra le linee, protezione e scarico su Gattarelli, l'ex di questa gara. Cambiolato su Matteus, si infila Angelo, Avellino capisce tutto. Rimessa Fortitudo che deve però arretrare di qualche modo. Bueno, Matteus, Michelangelo, pressione di Ugherani che lo costringe a dover proteggere l'uscita di Moliterno. Bueno servito dall'estremo difensore, Matteus di prima da Gattarelli, impreciso col destro. (10:55) alla pausa. Fortitudo e Pomezia, Sandro Abate ancora ferma sullo 0-0. Ugherani, Arillo riesce a passare dopo l'assistenza di Wilde, sterza Arillo in mezzo a due, c'è anche il rimpallo, Arillo con la punta, Moliterno prima, Wilde poi riesce a metterla in porta, è passata avanti la Sandro Abate grazie al gol di Wilde. Ma dopo che l'ottimo giocatona lavoro di Arillo, passato in mezzo a tre. Che giocatore Arillo, veramente ci ha creduto veramente tanto. Forse un po' di ingenuità da parte dei ragazzi di casa, però è veramente un gol che, insomma, Arillo ha propiziato sicuramente. Michelangelo da Gattarelli, vediamo come e se riuscirà a reagire la Fortitudo. Matteus, Wilde arriva con i tempi giusti, dentro anche il capitano Massimo Abate, reduce da un lungo stop. Lo vediamo ancora con Cerotti sul ginocchio. Michelangelo da Bueno, cambiolato Matteus, arriva Gattarelli a dargli una mano, Matteus va da solo, poi si appoggia a Michelangelo, scarico, Gattarelli con la sua, la lascia lì, Michelangelo prova ad andare in mezzo a due, la palla è uscita, scavallata anche la metà della prima frazione, è cambiato il parziale a Pomezia, ha segnato Wilde. Tapin vincente, ora Arillo, passa ancora su Bueno, Arillo verso il secondo palo, torna Michelangelo, provvidenziale, ma ha cambiato passo Arillo, ha cambiato passo la Sandro Abate ed è cambiato il parziale. Assolutamente sì, sarà fondamentale per la Fortitudo ritrovare subito il bandolo della matassa, perché chiaramente questo è un gol che pesa tantissimo nell'economia del campionato dei Pometini, che è suonato un po' come una doccia gelata. Bisognerà vedere, ecco, quanto sarà la capacità di reazione della squadra di casa.
Ancora angolo per la Sandro Abate. Ugherani sul punto di battuta, doppio scambio con Arillo, mancino forte dentro, Cesaroni in protezione, forse anche con un braccio, ma non può di certo tagliarselo. Posizione congrua alla sua e quindi ancora angolo. Ugherani ancora ad Arillo, che questa volta esce fuori da Avellino, preferisce calciare e va lungo. Moliterno, Parisi si scontra con Avellino, Ugherani mette fuori. Matteus va a sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore in maglia numero 12, rimasto contuso dopo lo scontro con Avellino, che però ha qualcosa da dire, perché forse lo scontro propiziato da una spintina di Matteus. C'è stato un contatto sicuramente tra i due che potrebbe aver sbilanciato il giocatore avversario. Vediamo, non abbiamo visto il replay, comunque ci sembrava insomma un contatto leggero comunque. Parisi, Eccolo, no, forse neanche Lorenzo. Ugherani la mette via e Moliterno la muove su Murillo. Raubo prende posizione, o quantomeno ci prova. Avellino è veramente molto bravo. Grandissimo giocatore, uno dei centrali più forti di tutta la Serie A, a mio avviso. Arillo la tiene sulla pressione di Micheletto, che riesce a strappargliela via. Poi hanno qualcosa da chiarire i due. Beh, cresce un po' di nervosismo adesso, perché questo è un gol che insomma Micheletto un po' le gambe. sposta da Murillo, Raubo la tiene, torna dietro da Micheletto e rimessa Sandro Abate. In campo in questo frangente anche il capitano della squadra campana, Massimo Abate, che proverà subito a dare profondità ai suoi. Avellino verso Arillo, dimenticato da Micheletto. Diciamo che il duello tra Arillo e Micheletto sta portando a qualche scintilla di troppo, tant'è che adesso il direttore di gara li richiama entrambi e chiede un chiarimento ai due, che insomma se ne stanno un po' dando da qualche minuto. Diciamo che l'intervento di prima ha un po' esacerbato gli animi dei due, ma insomma ci sembra, ecco, che stia ritornando tutto la tranquillità. Murillo lungo da Raubo, una Fortitudo che, come spesso accade anche nelle ultime due uscite, o meglio a Genzano no, perché il gol non l'ha subito, però quando va a subire gol, proprio come con la L84 settimana scorsa, si disunisce, è come se per 2-3 minuti si dimenticasse che sport sta facendo. Assolutamente sì, questo diciamo è il problema atavico della Fortitudo di questa stagione, è un problema più che altro di tenuta mentale, secondo me. Una squadra che veramente fa fatica a ritrovarsi dopo insomma aver subito un gol, ci mette, ecco, sempre quei 2-3 minuti che poi magari rischi anche di prenderne un altro, quindi è un problema sul quale Grassi, devo dire, ha lavorato molto in questi mesi, però chiaramente questa è una squadra che si trova anche nella difficilissima condizione di non poter sbagliare mai, e questo chiaramente pesa. E intanto time out in casa Fortitudo, minuto di break anche ovviamente per la Sandro Abate, indicazioni da una parte e dall'altra. Sicuramente avrà qualcosa in più da dire mister Grassi, perché si trova in una situazione un po' più scomoda. È anche vero però che mister Piero Basile dall'altra parte non è mai stato seduto e mai stato in silenzio. Assolutamente sì, e adesso però è una partita che ha cambiato completamente il canovaccio tattico, perché adesso si metterà sui binari più congeniali alla squadra di Piero Basile, che tra l'altro sa proprio approfittare di queste situazioni qui. È una squadra che quando passa in vantaggio poi difficilmente ti concede la possibilità di rientrare, quindi dovrà veramente ricorrere agli straordinari la squadra di Grassi, perché Basile è un allenatore che sa anche poi come difenderli bene i risultati, e quindi ci vorrà veramente
adesso qualcosina in più in questi ultimi 8 minuti e 27 della prima frazione di gioco, anche perché rientrare negli spogliatoi con un risultato negativo, insomma, potrebbe essere veramente un grosso problema per la Fortitudo Pomezia. Il gioco riparte e Micheletto prova a sgasare su Abate, mancino potente, Parisi si distende e para, un sussulto di Micheletto, prova a spaventare la Sandro Abate. Micheletto, ancora lui col pallone, di là da Cesaroni che glielo restituisce, poi Raubo viene incontro e si appoggia, Micheletto, gran finta, scarica in porta, un mancino potentissimo dove Parisi si supera, parata e poi traversa. Che parata che ha fatto Parisi! Questo è veramente come un gol. Intanto di là Osian con l'uscita perfetta di Moliterno. Parisi ha segnato letteralmente un gol per la Sandro Abate, perché lì è andato a levare una palla che veramente non so in quanti sarebbero riusciti a sventare questo grandissimo sinistro di Micheletto. Altro time out, quindi il minuto precedente non è bastato a Basile. Avremo sicuramente la possibilità di rivederlo. Eccolo, gran giocata di Micheletto. Mamma che ha parato Parisi, che cosa ha parato Parisi? Calcia col mancino, gran risposta di Parisi, decisiva, che tiene il risultato sullo 0-1. Tutto istinto, una parata di grandissimo istinto da parte di Parisi, veramente bella da vedere e da rivedere, perché questa è veramente la parata del sabato proprio. Non abbiamo ancora visto mister Piero Basile inquadrato dalle telecamere di Futsal TV sedersi un secondo in questa prima frazione di gioco. Capisce l'importanza anche lui di questa partita, veramente questi 3 punti per lui potrebbero rappresentare il pass definitivo verso la seconda. Micheletto duetta con Cesaroni, poi trova una gran traccia per Murillo che la sposta sul mancino, va da solo Murillo, ultimo tocco il suo, chiedeva un movimento diverso a Raubo, provano a spiegarsi i due. Non si sono capiti. Ugherani si aiuta con Parisi che esce un po' dalla porta, cerca con i piedi Osian, molto preciso il destro di Parisi. Osian non controlla col petto. Stavo notando che in casa Sandro Abate Avellino ruota pochissimo, è quasi sempre in campo, questo ti fa capire lo spessore e l'importanza di Avellino, ecco, della squadra di Piero Basile, che veramente non lo fa uscire praticamente mai. Murillo, doppio scambio con Cesaroni, poi cambio lato su Matteus, movimento ad andare via di Raubo col pallone che non passa per la solita chiusura di Avellino, poi Moliterno verso Raubo che si muove alle spalle di Ugherani che capisce le intenzioni del 18 e lo chiude. Avellino con l'ultimo tocco, rimessa verde. Con il richiamo da parte dell'arbitro alla panchina che dice insetti in piedi non si può stare. Chiede scusa, è tutta in piedi la panchina della Sandro Abate. Chiede scusa mister Basile, intanto si continua a giocare. Matteus da Murillo, controllo così e così, arriva Osian senza fallo, Osian da solo contro Moliterno, non sbaglia, il numero 77 ha raddoppiato la Sandro Abate, destro preciso, bacio al palo e Sandro Abate avanti di 2 a Pomezia.
Raubo. Gelato tutto il palazzetto sull'imprecisione di Murillo. Osian è stato puntuale e anche preciso nell'intercettare, rubare e poi battere Francesco Molitierno, regalando il doppio vantaggio alla Sandra Abate. Ora Ierai prova ad andare da solo. Ierai ondeggia verso il centro, calcia, pallone raccolto da Raubo, murato da Osian, angolo per la Fortitudo. Ierai fuori da Michelangelo, poi Raubo in qualche modo, ultimo tocco è di Osian, nonostante le lamentele. Ierai non può battere perché c'è stato un contatto prima tra Angelo e Osian. Sono scaldati molto gli animi sul parquet. È un momento quasi drammatico per la squadra di casa, che ha preso l'imbucata in questo secondo gol, che oggettivamente poteva anche evitare, perché poi Osian ruba bene palla lì a centrocampo, però chiaramente... Ierai verso il secondo palo, Parisi prima di Raubo e poi possibile ripartenza. Questo Lorenzo è un gol che fa davvero male. Di Luccio da Ezzi, ancora Di Luccio, si dimentica il pallone ma per terra, continua a lottare, poi Michelangelo e Matteus sulla seconda palla. Ora Michelangelo sterza e scarica, Matteus prova l'imbucata, Murato ancora sulla seconda palla, sempre lui, va da Raubo, fallo di Ezzi. Raubo chiede anche un provvedimento disciplinare. Che non arriva. E sistema il pallone Ierai, è arrivato anche Micheletto. Quella è la zolla di... proprio la zolla di Ierai o di Matteus. E infatti è proprio lo spagnolo a posizionare il pallone. Quella... Con questa maglia ne ha fatti di gol pesanti. Ne ha fatti tanti, specialmente ai tempi della 2. Ne ha risolte davvero tante di partite. Arriva il fischio ma poi viene stoppato Ierai, che dà un ultimo sguardo a barriera e Parisi. Arriva ora il fischio definitivo. Ierai in porta, ancora Parisi e poi Murillo. Mancino potente dove Parisi non può proprio far nulla. È tornata in gara la Fortitudo, si riscatta Murillo per l'errore precedente. Gol assolutamente meritato. Qui un altro, non so se l'ha toccata Parisi, perché è un altro mezzo miracolo di Parisi che la manda sulla traversa. E poi veramente senza il mezzo non poteva, un altro paratone. Non poteva Parisi sbagliare poi Murillo lì davanti, e Parisi non ha potuto veramente nulla sulla ribattuta a rete di Murillo, perché sarebbe stato veramente... Torna a cantare anche il Palalavinium, un po' stordito dopo il gol dello 0-2, che ha ripreso vita grazie a Murillo. Murillo croce e delizia in questa prima frazione per la Fortitudo, che ora è soltanto a -1 quando mancano 5:22 alla fine della prima frazione, poi tutto il secondo. Adesso bisogna dare quel qualcosa in più. Sbaglia però Matteus, alto rischio, Ezzi mastica il destro, Moliterno ringrazia. Bueno, Ierai, Michelangelo la tiene in campo, prova a cambiare lato da solo con gamba, poi va da Matteus, non lo trova. E si ripartirà da Parisi. 300 secondi alla pausa, Parisi con le mani da Wilde che protegge su Ierai, ma l'ultimo tocco è il suo. Ierai, Matteus, Bueno,
non se la sente di giocarla di prima di là, poi Matteus sbaglia in uscita, Ezzi si appoggia su Wilde che prova a passare, Matteus con veemenza solo su palla, Bueno litiga un po' col pallone, l'ultimo tocco è però di Wilde, possesso Pomezia che non deve staccare la spina ma deve essere e mantenere la lucidità. Ierai. Assolutamente sì, e ci sembra una Fortitudo letteralmente risvegliata dal gol dell'ex Pescara. Avellino strappa via il pallone a Matteus e poi sul cambiolato Ezzi duella con Ierai, l'ultimo tocco è proprio del 7 in maglia nera, Matteus protegge su Avellino, Matteus prova a passare, Avellino usa le mani irregolarmente, terzo fallo della Sandra Abate e anche il giallo per Lucio Avellino, consentimi di dirlo Ale, un po' regalato questo giallo. Poteva evitarlo, anche perché Avellino a memoria non ha fatto ulteriori falli, forse c'era più quello su Ozian prima. Probabilmente sì, forse è stato un po' troppo, infatti stanno ridendo adesso Matteus e Avellino, un po' incredulo il giocatore della Sandra Abate, però diciamo mette anche un po' spesso le mani e probabilmente il direttore di gara lo ha voluto punire. Altra punizione per la Fortitudo, stavolta va Micheletto verso la porta, Parisi con i piedi, poi Wilde a lottare con Bueno, riesce a passare Galletto, poi Micheletto appoggia su Molitierno, di prima gran traccia per Ierai, suolata, destro! Ha pareggiato la Fortitudo, piega le mani di Parisi, il destro di Ierai, siamo 2-2. È la specialità della casa, l'avevamo detto, il destro di Ierai. Intanto Miguel sta chiedendo il supporto del pubblico, ma che gol fa Ierai? Parisi non ha potuto veramente nulla, ha fatto veramente un destro imparabile per il portiere ospite. Assist di Molitierno, gol di Ierai che ora va a strappar palla ad Arillo, Bueno col destro, solo il palo dopo la mano di Parisi, è tutta un'altra Fortitudo. Parisi ha più di qualcosa da dire all'arbitro, c'è il fischio, Ierai, palla fuori, Michelangelo col destro, Avellino in figura e ancora possesso verde. Deve rettificare la posizione della battuta Ierai che indietreggia qualche metro, guarda Matteus, lo cerca, la palla rimane lì, Parisi la blocca e fa ripartire subito Arillo in mezzo a due, Arillo prova a proteggerla, arriva Ierai con i tempi giusti, palla in out. È cambiata nuovamente la partita in questo primo tempo, abbiamo visto davvero 3 partite in una. E adesso cambia nuovamente il canovaccio tattico, una Fortitudo che ci crede tanto e una Sandra Abate che comincia adesso ad arretrare un pochino e insomma deve stare molto attenta adesso la squadra di Basile perché l'inerzia è passata assolutamente nei piedi dei ragazzi di casa. Parisi la mette fuori perché il destro di Wilde ha messo KO Bueno. Intanto Avellino continua a chiarirsi con il direttore di gara per il giallo di prima, gli sta spiegando il perché. (3:36) alla pausa, si rialza Bueno, colpito sull'addome dal destro di Wilde, costretto a rifiatare dentro Micheletto e Michelangelo che con ogni probabilità restituirà palla alla Sandra Abate, infatti è così, applaudito il 14, si continua a giocare, Arillo litiga un po' col controllo, Ugherani in mezzo per Arillo, arriva Michelangelo, poi Galletto, Michelangelo sulla seconda palla, Arillo lo mette giù con fallo e giallo. Arillo dice di no, incredulo anche lui per questo fischio, continua a parlare con
Giulio Colombin, primo arbitro della gara. Arrivano anche Ugherani e Galletto a fare un po' da avvocati difensori. Vediamo sul pallone spostato da Michelangelo. C'è stato nuovo, forse il tocco. Sì, sì. E di nuovo Ierai prende la rincorsa e ogni volta che la palla passa sul piede destro del numero 4 spagnolo c'è sempre da stare attenti. Arriva il fischio, Ierai ancora verso la porta, 2 volte. Galletto prima, Galletto poi. Parisi a completare l'opera e palla sul fondo. Moliterno, Ierai va da Esposito, chiedono un tocco di mano, Esposito protegge. Arillo, decisione così e così dei direttori di gara. Galletto, arriva Ierai, fuori tempo, mano al taschino, ammonito anche Ierai. Dei fischi che stanno scaldando sia gli uomini in campo sia gli uomini sugli spalti. Ci aspettiamo, Ale, un secondo tempo davvero a ritmi altissimi. Ma anche più che il secondo tempo, anche questi ultimi 3 minuti. Siamo al 17esimo esatto, tra l'altro. Ci aspettiamo, ecco, 3 minuti di fuoco, perché qua ho l'impressione che questo primo tempo non sia ancora finito. Avellino rincorre per evitare che Parisi si tolga il jolly di giocare il pallone con i piedi. Poi Moliterno da Micheletto, Arillo arriva sul controllo e la mette in angolo. Micheletto ha già battuto, palla verso Murillo che si appoggia a Raubo, Raubo vince il rimpallo, poi Micheletto con la punta, ancora Arillo. Fa benissimo tutte e due le fasi, veramente una grandissima partita da parte di Arillo fino a questo momento. Micheletto ora da Raubo che attende l'arrivo di Murillo, prova a servirlo ma ottiene solo rimessa. Murillo da Micheletto, doppio scambio, Murillo lo lascia ancora lì per il 7, non si intendono i due, ringrazia Galletto che ha già mosso verso Avellino, si complica un po' la vita, sbaglia il tocco con l'esterno, angolo Fortitudo che è cresciuta esponenzialmente questi ultimi minuti e la Sandra Abate ora è costretta a mettersi ai ripari con Parisi che prova a guadagnare, a spezzare un po' l'inerzia. Parlando con l'arbitro arriva Esposito sul punto di battuta, assolutamente cambiata l'inerzia, Lorenzo, e la Sandra Abate in difficoltà, lo dimostra anche l'errore di adesso di Galletto che ha regalato veramente un corner. Tanto Micheletto forte col mancino, sempre Parisi, poi Arillo prova ad andare, torna Esposito e Micheletto ha anche qualcosa da dire ad Arillo. Ma se le stanno promettendo veramente dalle prime battute di gioco, cioè veramente grosse scintille tra i due. E ora consentimi di dirlo, Ale, Micheletto ha anche tra virgolette il coltello da parte del manico perché Arillo è già ammonito, quindi deve un po' contenersi nelle risposte e comunque non essere plateale. Sì, assolutamente sì, e sì, ecco, si incrociano anche adesso, ma Arillo deve stare veramente attento, a maggior ragione del suo grosso impatto su questa partita. Per la Sandro Abate potrebbe rappresentare una perdita davvero importante. Palla fuori, Avellino, secondo palo, Esposito chiude la linea. Poi Raubo non ci crede e la palla è ancora per la Sandro Abate. Avellino sul punto di battuta. Si muove Osian, si muove Ugherani. Servito il 77 che sfida Raubo. La sposta sul destro e torna dal 20. Ancora l'autore del gol del momentaneo 0-2. Duetta con Arillo. Fronteggiato da Micheletto, Avellino rischia un po', seconda palla di Raubo che va da Micheletto, controlla e orienta verso Raubo, chiude splendidamente Osian, poi Ugherani verso Arillo, Moliterno da libero riesce a guadagnare possesso in metri, poi non ha fiducia nel suo destro, chiede scusa a tutti, applauditissimo da mister Grassi. Ma che cosa ha fatto Osian in fase di copertura, veramente ha letteralmente salvato un'occasione che poteva diventare davvero molto molto importante per i ragazzi di casa. Diagonale perfetta da parte di Osian.
Micheletto, Murillo, lascia andare Esposito, Raubo prende metri, serve Micheletto, secondo palo sta arrivando Esposito, Micheletto lo cerca col destro, Oselito chiude la strada, 1-5 alla fine della prima frazione. Oselito vorrebbe un conteggio un po' più rapido, Raubo si perde nel controllo e concede alla Sandrabate. Osian, scarico su Avellino, cambio lato da Oselito, Ugherani troppo molle su Raubo, poi un po' più duro dopo, non c'è il fischio. Avellino con calma da Osian che ondeggia, scarica ancora dal numero 20, fulcro della Sandro Abate, imbucata verso Ugherani, sta arrivando anche Oselito, non lo serve il numero 8 che ora deve difendere, arriva Esposito, Micheletto prova a cercare palla. Raubo che riesce a lavorarla sempre per Esposito, calcia il 3, Murato, poi Micheletto, seconda palla, arriva Osian che prova a mettere un po' d'ordine, Micheletto ha idee diverse e la butta addosso ma non ottiene rimessa, ancora Osian, tanta confusione, Raubo ultimo a toccare, Oselito prende fiato, prende metri e per gli ultimi 17 secondi dentro Matteus a braccare Di Luccio. Osian con l'ultima palla della prima frazione, sfida Esposito, prova a passare. Chiude con il quintetto pesante Grassi, che fatta eccezione per Matteo Esposito, ha in campo contemporaneamente Murillo, Matteus e Michele Raubo, tre lottatori. 11 secondi e Sandro Abate in proiezione offensiva, Avellino sul punto di battuta, Di Luccio va verso il secondo palo, si sfila Oselito, servito, mancino in porta, Murato da Murillo, poi Oselito accomoda su Parisi, sguardo al cronometro, palla lontana, più lontana che può, Osian non riesce a controllare, manca forse meno di un secondo perché non lo vediamo in grafica ma l'arbitro ancora non ha fischiato, Murillo la scodella via, arriva ora il fischio del direttore di gara, si va alla pausa sul 2-2, un bellissimo primo tempo Ale, avvincente, prima sotto di 2 gol, poi la ripresa avrebbe anche meritato il gol del sorpasso, tutto sommato un 2-2 che ci può stare. Un 2-2 assolutamente giusto, un gran bel primo tempo, le due squadre hanno dimostrato comunque di attraversare un ottimo momento di forma, perché insomma a parte la squadra di Avellino che viene da una serie importante di risultati, ma anche la Fortitudo Pomezia, insomma quest'ultimo periodo ha fatto vedere grandi cose, si è sicuramente divertito il pubblico qui al Paralabino. E allora ci divertiremo anche nella seconda frazione, rimaniamo qui connessi sempre su Futsal TV, a tra poco per il secondo tempo.
Bluetooth disconnected. Bluetooth paired. Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia per il secondo tempo di Fortitudo Pomezia Sandro Abate. Il primo è terminato con risultato di 2-2 al doppio vantaggio ospite firmato da Wilde e Osian. Hanno risposto Murilo e Ierai. Che secondo tempo ci attendiamo, Ale? Un secondo tempo sicuramente all'arrembaggio da parte della Fortitudo, che approfitterà di questi secondi 20 minuti per provare a conquistare questi 3 punti che veramente dopo il 2-0 della Sandro Abate sembravano una vera impresa impossibile. Invece ecco, grazie alla caparbietà della squadra di casa, ecco, i puntini sono rientrati in partita. Adesso si riparte fondamentalmente da zero. Il primo pallone della ripresa lo ha gestito e lo sta gestendo la Fortitudo. Cesaroni però se lo porta fuori. Arillo, Avellino da Oselito, Wilde a 2 tocchi dal 23. Osservato speciale in questa seconda frazione. Oselito fa sfilare perché sa che il possesso sarà il suo. Ora da Avellino, contro movimento del 13, servito però Arillo. Wilde, Arillo sfida Raubo, converge, Raubo gliela sporca e gliela porta anche via. Si appoggia su Mateus che prova a calciare, colpito Arillo, ultimo tocco di Mateus. Allora Arillo la può già muovere su Wilde. A 2 tocchi si torna ad Avellino, ancora dall'ex Napoli, che scarica e taglia, seguito da Murilo. Marillo colpisce e batte Moliterno in uscita. L'avevo detto, l'osservato speciale della ripresa dopo un ottimo primo tempo manda ancora avanti la Sandro Abate col numero 23, fa il 2-3. Attilio Arillo. Si è confermato veramente si sta confermando il man of the match di questa partita, perché veramente una Sandro Abate la quale Arillo ha fatto proprio la differenza, e gol che fa ripartire. Palla di là, Mateus, subito la risposta di Parisi sulla risposta pronta della Fortitudo. E allora, se ci aspettavamo un secondo tempo vibrante, questo inizio ci dà già delle risposte. Mateus ora la protegge sull'arrivo di Murilo, di prima da Raubo, converge e cambia lato su Cesaroni, sfidato Oselito. Cesaroni vuole il piede forte, blocco irregolare fischiato a Murilo. Il primo fallo della ripresa è del numero 8 Pometino. Applausi convinti a ringraziare di Oselito per l'ottima chiamata, secondo lui, del direttore di gara. Avellino, Oselito, Avellino
la palla si impenna verso Arillo, che in qualche modo era riuscito quasi a controllarla. Davvero un fattore il numero 23 in questo tardo pomeriggio a Pomezia. Colpita a freddo dal destro di Arillo, ora deve nuovamente rincorrere. Mateus, Raubo, è scappato Murillo, l'ha visto Raubo e l'ha anche servito. Allarga le braccia perché non trova nessuno il numero 8. Arriva Mateus, Cesaroni a dare una mano, anche Raubo, e poi Murillo. Imbucata verso Mateus, che sbaglia il controllo, e Parisi con le mani può gestire. Oselito, Arillo viene incontro, doppia sterzata di Arillo, torna Raubo, che si gira e scarica su Mateus. Murillo, braccato da Wilde, messo giù con un fallo. Chiede scusa il numero 11, primo fallo anche per la Sandro Abate. Sandro Abate, che sicuramente la Sandro Abate di oggi si sta reggendo sull'asse portante Parisi, Avellino, Arillo. Sono veramente questi tre tra le fila della squadra di Piero Basile che stanno reggendo, ecco, tutta la manovra degli avellinesi, perché oggettivamente, tra l'altro, stanno uscendo anche pochissimo. È uscito adesso Arillo, ma Avellino credo non abbia mai rotato, lo vedo in campo dall'inizio della partita. Parisi ha fatto quello che ha fatto, quindi chiaramente è una Sandro Abate che si sta appoggiando su questi tre elementi oggi. Cesaroni, servito da Mateus, scambia con Murillo. Ancora il numero 19 da Raubo, che rischia di perderla, poi Mateus e ancora Raubo, potenziale 3 contro 3. Attende l'arrivo di un compagno, Murillo vince il rimpallo, Osian da Wilde, che sfida da solo la difesa in maglia verde. Ultimo tocco è proprio il suo, anche se non sembra convinto. Nuovamente in grandissima salita la partita della Fortitudo Pomezia, che dovrà provare a fare quello che ha fatto nella prima frazione di gioco, quindi a risvegliarsi improvvisamente e cercare di ribaltarla. Ugherani, Avellino, il cambio lato, Wilde prova a spingere la Fortitudo, anche il palazzetto. Ugherani da Osian, che prova ad andare da solo, cerca Wilde, chiude tutto Murillo verso Raubo, Avellino in qualche modo, Ugherani con Parisi che poi la butta giù. Serve la spinta del palazzetto, perché ora, proprio come nella prima frazione, quando è andata avanti di due, la Sandro Abate sembra essere padrona del campo. Cesaroni, Di 2-3 minuti di amnesia dopo il gol subito, che stiamo vedendo veramente chiaramente anche adesso, dopo il terzo gol di Arillo. Michelangelo, uscito fuori dalla panchina, Michelangelo prova ad andare via, Galletto lo stende. C'è il fischio pronto del direttore di gara. Secondo fallo Sandro Abate. Micheletto lascia a Mateus, campionato forte da Michelangelo, volteggiato da Osian, lo supera il 14 che calcia, palla larga. Adesso è chiusa veramente la Sandro Abate. Non è un caso che Michelangelo ci abbia provato da fuori, perché chiaramente più passeranno i minuti più diventerà difficile scardinare il bunker che probabilmente sta erigendo adesso Basile, che continua a dare indicazioni. Anche Basile non l'abbiamo veramente mai visto un minuto. Parisi trova Galletto con lo stesso movimento che ha portato Arillo al gol del nuovo vantaggio. Galletto riesce a calciare, ma soltanto fuori dallo specchio. Mateus ora cerca Micheletto, Osian in qualche modo, Parisi rifinisce mandando in out. Non ha gradito Maurizio Grassi, perché Galletto veramente era stato dimenticato da tutta la Fortitudo adesso, perché ha sbagliato la conclusione, ma veramente dormita generale da parte della difesa di casa. Mateus, servito da Bueno, prende il centro, cerca Michelangelo, poi Bueno,
Michelangelo ancora riesce a passare, messo giù senza fallo. Micheletto arriva a evitare quei peggiori, ma subentra Avellino. Micheletto con l'esterno del mancino da Moliterno, che avrebbe potuto giocare su Bueno, non se l'è sentita, palla spedita via e Parisi l'ha già rimessa in gioco. Partita importante da parte di Micheletto, che veramente lo vediamo molto reattivo in tutte le zone del Ugherani campo. di prima, Moliterno ancora da libero, Osian riesce ad accomodare, poi col petto Ugherani da Parisi. Sandra Abate, che come dicevo in apertura si può concedere anche il lusso di giocare con più spensieratezza, e il vantaggio di un gol si concede anche la possibilità di giocare di prima. Ottima la fiducia che è riuscita a imprimere nei suoi ragazzi Piero Basile, ormai stabilmente sulla panchina della Sandra Abate. Mateus la perde, arriva Galletto che prova a sgasare, messo giù da Bueno, chiede il giallo tutta la panchina. Vediamo, rivediamo. Galletto se ne va, ma c'è stato, si toccano i due. Galletto era andato via, messo giù con fallo da Bueno, ci poteva stare il giallo. Lo sbilancia sicuramente. Osian, Ugherani in banda da Galletto, sta arrivando Osian, si torna dal numero 8 di prima verso il 77. Palla lunga, allora Ierai rischia su Galletto. Ugherani da Galletto che non controlla. Un giocatore molto tecnico, Gennaro Galletto, al quale non va dato assolutamente la possibilità di poter giocare palla al piede, Eccolo perché poi Micheletto diventa che rischia pericoloso. ancora sulla pressione di Galletto. Altro Molto fallo bravo. conquistato dal numero 2 che è salito in cattedra negli ultimi minuti, chiamato ora al cambio, chiede di rimanere perché forse vorrebbe essere protagonista anche per questa palla inattiva. Deve poi cedere. Giocatore molto bravo anche a conquistare falli per la propria squadra, Gennaro Galletto, essendo un giocatore estremamente tecnico, sa come indurre al fallo magari i giocatori avversari. Tanto dà indicazioni Francesco Moliterno. 14-14 sul crono, Ugherani e Oselito sul punto di battuta. Vediamo come l'ha preparata la Sandra Abate, che ha stravolto il quintetto per questa palla inattiva. A colloquio Stefano Esposito col secondo arbitro di giornata, mentre tutto il palazzetto vorrebbe giocare. Ha qualcosa da spiegare anche a Michelangelo. Ugherani ha il tempo di contare i passi, lascia il pallone a Oselito, prova a sfilare Oselito verso la porta, palla larga. Rivediamo la conclusione di Oselito, terminata abbastanza distante dalla porta difesa da Moliterno. Ora Ierai cerca Michelangelo, è impreciso col destro in misura il numero 4. Ugherani di prima, Ierai sulla giusta linea, Bueno prova ad andare via, la palla passa, lui no, ma senza fallo. Galletto pensa anche alla conclusione, colpito Michelangelo, rimessa per la Sandro Abate. Avellino di prima da Galletto, poi Bueno, Ugherani, cambiolato da Galletto, impreciso. Ierai si lamenta col direttore di gara, ma la palla è la sua, sgasa Micheletto, l'ha visto Ierai, prova a servirlo, Micheletto, controllo, Ugherani in chiusura, angolo Fortitudo. Torna anche Arillo sul parquet. Ierai Chiama lo schema dalla panchina Maurizio Grassi, infatti si è andato avvia Ierai.
verso il punto di battuta, palla scodellata fuori, Arillo sulla seconda palla non riesce ad arrivare prima di Micheletto, che però è costretto a metterla fuori con molta calma Ugherani. Avellino, ancora Ezzi tra le linee, riesce ad andare Ezzi, sterza, non calcia, ora sul mancino, gran riflesso di Moliterno a tenere a galla la Fortitudo. Qui poteva veramente far male Ezzi. Che cosa gli para? Che cosa gli para Francesco Moliterno? Perché qui poteva quasi chiudere veramente i giochi da Sandro Abate. Avellino sfila Ugherani che va a calciare libero da pressioni, col corpo troppo all'indietro, la spara alta. Michelangelo, cambiolato su Micheletto, viene a giocare tra le linee del 14, accontentato. Ora da Bueno, in banda Micheletto, movimento opposto, libera il destro Bueno. Parisi ha già mosso verso Arillo, chiude Ierai, Bueno in mezzo a due, rischia di perderla, doppia suolata, poi si appoggia a Michelangelo, la rivuole l'11, accontentato, cambiolato su Micheletto che può sfidare Ezzi, litiga col pallone sul primo controllo, si appoggia a Ierai con la suola, cambiolato da Bueno, ancora isolamento in banda per il numero 11 che rischia di perderla, ci mette troppo nella giocata, forse anche stanco, chiede cambio intanto Avellino, strappa via il pallone a Micheletto da dietro, Arillo riesce a passare, gran giocata col tacco con Ugherani, cambiolato verso Wilde. Ierai, se passava quella palla erano davvero dolori. ma come è uscita la Sandro Abate, ora Arillo alza la testa, Wilde, scambio, Avellino senza guardare da Arillo che torna ancora dal 20, poi viene incontro, la vuole ancora, accontentato, poi sgasa via, servito da Wilde impreciso, ma Sandro Abate che ora gioca a memoria. Ierai, Micheletto, sfida Wilde, non lo supera, Arillo la tiene, gestione anche attiva. Gioca davvero bene la squadra di Piero Basile in questa fase, veramente un gran palleggio, Galletto, tutti sanno quello che devono fare. Contromovimento di Wilde che manda al mare Ierai, riesce a calciare ma calcia male davanti a Moliterno. Si salva ancora la Fortitudo, graziata dal destro di Wilde. Cesaroni, si muove Raubo, Cesaroni aspetta Ierai, lo serve ora. Cesaroni, servito dal numero 4, cambiolato su Raubo, potenziale 2 contro 2, si rimette dietro la Sandro Abate. Cesaroni da Raubo, la tiene in mezzo a 3, si appoggia a Murilo, cambiolato, Cesaroni verso il secondo palo, Parisi riesce a prenderla anche se la palla sembrava destinata a finire fuori, non si è fidato della traiettoria del mancino di Cesaroni, ci ha messo una mano. E allora ancora Fortitudo in possesso con Ierai, sfila Raubo alle spalle della difesa, è pronto a infilarsi Cesaroni, servito da Ierai, Occasionissima questa, occasionissima questa. Poi Ierai è costretto a correre all'indietro e toglie il era pallone riuscito lo schema da calcio d'angolo alla Fortitudo, ma lì Cesaroni non ha trovato una deviazione che sembrava veramente alla sua portata, proprio tutto solo davanti alla porta sguarnita. Questa è un'occasione che ha fatto tutto bene Ali, il contromovimento a liberarsi, si è sganciato sul secondo palo da solo, poi forse non si aspettava che questo pallone sarebbe potuto passare. E tanto attenzione a Murilo che rischia con l'incomprensione con Raubo. Moliterno ci mette una pezza, 10:47 alla fine, Sandro Abate avanti di un gol e che fino ad ora non ha corso grandi rischi. Ora Cesaroni pronto a smentirmi, viene murato, Galletto in mezzo a due, fa arrivare Wilde con la punta, Raubo la sfila, Raubo col destro, suolata e destro piazzato a Parisi immobile, la palla termina larga. Osian, stiamo già giocando, Avellino da Oselito che non controlla. Cesaroni, Raubo,
ancora dal 19, viene incontro Murillo, servito il numero 8 Mateus, poi di prima da Cesaroni, grande idea, anche gran palla forse, uno sfinito Cesaroni, non riesce ad arrivare, non riesce a cambiare passo. Ed è proprio quello che serve alla Fortitudo Pomezia, un cambio di passo in questi ultimi 10 minuti. I ragazzi grassi dovranno necessariamente tirar fuori più di quello che hanno, perché sono veramente i 10 minuti più importanti di tutta la stagione. Murillo chiuso da Galletto che non bada allo stile, Moliterno deve sbrigarsi a rimettere il gioco perché sale anche in pressione la Sandro Abate, gli riesce tutto in questo momento la squadra di Basile. Murillo da Raubo, fronteggiato da Avellino, Raubo ancora a 2 tocchi da Murillo, uno sguardo ai compagni, il servizio su Cesaroni che si lancia e lascia campo a Murillo, prova a prenderselo il numero 8, ora da Cesaroni, anticipato dal puntuale Oselito, alimenta l'azione Mateus, scarico da Raubo a 2 tocchi di là, Murillo, la scodella verso Cesaroni, arriva ancora Galletto, Sandro Abate che quando supera la metà campo può sempre far male, quando è nella sua metà campo è perfetta, almeno fino ad ora. Ed è quello che dicevamo, la squadra di Basile è proprio questa, cioè, e sarà veramente difficile adesso venirne a capo per la Fortitudo, perché sta veramente coprendo ogni millimetro del campo la squadra di Avellino. Ancora Galletto verso Oselito, Moliterno spara più lontano possibile col destro, sempre ad agire da libero, è stato un fattore nel gol del 2-2, del momentaneo 2-2 siglato da Ierai, quando è riuscito col destro a lanciare proprio il numero 4, è stato poi forse anche decisiva l'uscita però fuori tempo sul gol del 3-2 di Arillo. Murillo da Raubo, Mateus si ferma, Murillo, poi Oselito mette fuori, spazi intasatissimi. Quanto sta coprendo bene il campo la Sandro Abate in questa fase, veramente si muovono alla perfezione i ragazzi di Basile. Tanto ha ammonito Murillo dalla panchina. Avellino, il break della Sandro Abate, Osian pensa anche alla conclusione, sterza su Mateus, non trova più il pallone perché lo porta via Michelangelo, che prova a dare una botta di fiducia e di inerzia alla Fortitudo. Mateus verso Michelangelo, deviazione di Raubo, palla in out, esulta Ezzi. Passano i minuti e la Sandro Abate chiaramente sente sempre più vicina. Avellino, Oselito, scivola Raubo, Parisi, Avellino, esce benissimo la Sandro Abate, Arillo, Ezzi di prima, Mateus arriva in ritardo. Vedo l'arbitro che sta estraendo, doppio giallo per Mateus. Arrivato in ritardo, Mateus, ha colpito in pieno Ezzi e quindi già ammonito, deve abbandonare anzitempo la partita. Espulso per somma di ammonizioni Mateus, episodio spartiacque della gara e probabilmente della stagione della Fortitudo. Viene allontanato anche il team manager Andrea Parente ad 8 minuti e 09 dalla fine. Adesso la Fortitudo è costretta a difendere, a stringere i denti, 3 contro 4.
si complica maledettamente la partita della Fortitudo Pomezia. Ugherani, Arillo, 2 minuti in inferiorità numerica per la Fortitudo. Solo un gol subito potrebbe accorciare il tempo. Oselito la muove. Ugherani, rotazioni Sandra Abate. Oselito da Wilde che pensa anche alla conclusione, chiude gli spazi Murilo. Chiede calma Basile che osserva i suoi, speranzoso del gol del +2. Arillo con la punta, Molitierno col petto. Arillo dall'angolo, Molitierno forse l'ha presa anche con la faccia. Sì, infatti si scusa tocca il volto. Comunque rimane il grande intervento di Francesco Molitierno. Wilde prende campo, Ugherani, Oselito si infila il numero 8. Oselito vuole andare da Wilde che ha spazio anche per calciare, ancora Arillo, torna dall'11. Wilde sposta, calcia, largo. Credo che in maniera peggiore non si potesse mettere per la Fortitudo, che deve provare a ribaltarla e dovrà fare a meno anche di un titolarissimo quale è Matteus, senza contare adesso i 2 minuti con l'uomo in meno. Intanto Micheletto per poco non sorprende Parisi sul rinvio lungo di Molitierno. Si è spostata la porta, allora viene fermato il gioco. 7:19, ancora 1 minuto e 10 di sofferenza per gli uomini di Grassi. Ugherani, Arillo, Wilde, ancora Arillo. Wilde prova a tagliare in 2 la difesa ma chiude la linea Murilo. Meno di 1 minuto con la superiorità. Cambio del pallone, Wilde la muove su Arillo che orienta verso la porta. Ugherani a 2 tocchi di là, Wilde in aria, controllo il destro, Molitierno blocca in uscita e poi cerca Esposito con le mani, contro movimento non visto dal 22. Che deve tornare di corsa a difendere. Ugherani, Oselito, Ugherani ancora dal 13, palla tra le linee, Arillo con la suola dietro verso Wilde, ancora Molitierno a sbarrargli la porta in faccia e poi a rinviare più lontano che può senza che il pallone finisca in out subito per guadagnare anche secondi. Ne mancano poco meno di 20. Ugherani spinge forte la transizione, Wilde in qualche modo Arillo. Intanto è pronto Michelangelo come quinto di Arillo movimento. da Oselito verso il secondo palo, chiude Ierai. 3 secondi. Grassi ricorrerà subito al power play, chiaramente appena finiranno questi 3 secondi. Ammonito un componente della panchina, anzi il capitano, ci sembra Massimo Abate, ammonito dalla panchina. Sì, è Massimo Abate ammonito per proteste, ci sembra. Secondi per ristabilire il quintetto. La palla ce l'ha la Sandra Abate. Pronto. Finalmente si gioca, Wilde sposta, cerca Arillo, errore, esulta Esposito. Torna in campo con 5 elementi anche la Fortitudo. Oselito
su Michelangelo, l'ultimo tocco è proprio di Oselito, allora rimessa per la Fortitudo. Ierai verso il secondo palo, Parisi e poi Avellino, chiedono tutti un tocco di mano. Appena avremo modo rivedremo il replay. Palla forte di Ierai, doppia deviazione. Onestamente non riusciamo a stabilire se l'abbia toccata, se il braccio era largo. Il braccio era sicuramente largo, un po' distante dal corpo, ma non si vede benissimo. Cesaroni da Ierai intanto. Murilo, Michelangelo, cambio lato, Murilo con la suola da Michelangelo, palla un po' troppo lunga, allora prova ad andare da solo il 14, Parisi come può, Avellino con calma, Oselito in mezzo a due, prova a sgasare, non riesce ad andare via, a raggiungere il pallone che era passato. Michelangelo da Cesaroni, cambio lato su Ierai, servito ora, Murilo viene incontro, Cesaroni taglia il campo, Michelangelo col destro, un lampo del 14 suo lato, orientata destro all'angolino, Parisi non può arrivare, siamo nuovamente in parità. Che destro da parte di Michelangelo, veramente un grandissimo gol da parte del portoghese. (5:19 allo scadere, quando sembrava notte fonda per la Fortitudo, un lampo di luce arriva a dar vita nuovamente al palazzetto, a tutto il Palalavinium, e chissà che come nella prima frazione il gol possa spostare l'inerzia a favore della Fortitudo. Osian la muove, Avellino imposta, palla buttata via, Cesaroni non si intende con Moliterno, guadagna metri la Sandro Abate, ma ora 5 minuti Ale pieni di vita. 5 minuti incredibili per la Fortitudo Pomezia, che giocherà veramente con il piede pigiato sull'acceleratore. È rientrata in partita, dicevamo, forse anche un po' per caso la Fortitudo, con l'inerzia che era passata completamente nei piedi della Sandro Abate, però questo gol, quanto può valere questo gol? Ierai, cambio lato di Cesaroni di prima memoria verso Micheletto, che però era andato dall'altro lato, torna Galletto sul parquet, Verani tutt'altro che contento, abbiamo visto protestare anche col direttore di gara. Galletto appoggia per Avellino che va da Osian, controllo col petto, arriva Ierai, Micheletto ora da Ierai, secondo palo c'è Cesaroni, Ierai lo cerca, trova solo l'esterno della rete, non ha toccato Parisi, si ripartirà con la rimessa dal fondo. Arillo chiama pressione mister Grassi, Avellino lontano, più lontano che può, trovando le mani di Moliterno. La vuole ora Ierai, accontentato, serve Micheletto, Cesaroni col cambio lato, in qualche modo Raubo riesce a lavorarla per Micheletto che va verso la porta, molto distante dai pali difesi da Parisi, ma l'importante è che la Fortitudo dia segnali di presenza nella gara. Arillo scarica e prova ad andare, Avellino col primo errore della gara, scambia Raubo, poi la palla arriva Ierai, Parisi, che un autentico para. miracolo. Che cosa ha preso Parisi? Veramente una parata incredibile da parte del portiere della Sandro Abate, doppia parata, prima su Raubo poi su Ierai, un Parisi che ha letteralmente salvato la Sandro Abate. Che parate che ha fatto questo portiere! Arillo per terra,
forse stremato, l'abbiamo visto dolorante e zoppicante anche all'inizio della seconda frazione, ora beccato dal pubblico ovviamente. C'è stato un altro ammonito, probabilmente Mister Grassi, non ho visto bene onestamente, ma ancora a terra Rillo, assistito dal medico sociale, faccenno alla panchina che è tutto ok, comunque costretto a lasciare il campo. Arriva Ugherani, Micheletto, la scodella verso Cesaroni, sinistro al volo che non spaventa Parisi, che ora va a lungo verso Galletto, se lo dimentica Micheletto, riesce solo a sporcarla il numero 2, Raubo dopo il tacco di Ierai verso Cesaroni che ha la fretta di calciare. Parisi cerca Ugherani, cenno di intesa, torna Murillo, Ierai lo serve, è partito Micheletto, lo cerca Murillo ma non lo trova, c'è Osian in copertura, Osian prova ad andare, doppio passo di là, Galletto in porta sul primo palo, Moliterno attento, poi è spostata la porta, si muovono i pali, allora c'è bisogno di interromperla, ma l'ultimo tocco è stato di Galletto, quindi forse il fischio è arrivato a palla già uscita. Possesso Fortitudo, chissà se oggi Mister Grassi si giocherà il portiere di movimento, chissà se farà gli stessi calcoli, gli stessi pensieri di Genzano, dove appunto ha detto che 1 punto o 0 avrebbero cambiato poco. Intanto Ierai verso Micheletto, il tocco sotto che batte Parisi in uscita. A questo punto forse il portiere di movimento non servirà. grande gol da parte di Leo Micheletto che ha trovato l'imbucata perfetta a centro area, errore di posizionamento questa volta da parte dei campani. Micheletto non se l'è fatto ripetere 2 volte, scavetto perfetto su Parisi che questa volta non ha potuto davvero nulla. Ierai ha trovato Micheletto, lucidissimo e freddissimo davanti a Parisi, tocco sotto dolcissimo del numero 7 per un gol strameritato vista la prestazione di oggi, ed un gol che sposta gli equilibri oltre della partita, della stagione intera. Primo vantaggio di giornata della Fortitudo che ora si ferma per time out. Il gol di Micheletto potrebbe valere davvero la stagione per la Fortitudo Pomezia, che a 3:31 dalla sirena è riuscita a venire a capo di una partita che si era messa veramente nel peggiore dei modi, sempre sotto i ragazzi di Maurizio Grassi. Questo guizzo di Micheletto vale veramente tanto per i padroni di casa. E adesso c'è ancora bisogno di portiere di movimento difesa... intanto per la Sandra Abate. Esatto Ale, una difesa ai massimi livelli per la Fortitudo. Moliterno con le mani, non c'è portiere, Murillo la tocca anche Avellino ad evitare che il pallone finisca in gol. C'è da difendere il portiere di movimento, ma con possibilità, c'è bisogno di attaccare, di andare a chiudere questa partita.
Ierai sul punto di battuta, quando siamo a 3-13 esatti. Ierai forte dentro, colpisce Wilde che riesce anche ad addomesticarla e a giocarla. Avellino scodella, Arillo di prima, la palla è uscita. C'è una tensione al Paralavinium che si taglia davvero con il coltello. Murillo chiede un movimento a Michelangelo, palla va solo in out, allora Parisi lascia il posto a Oselito e dice calma perché mancano 3 minuti, 2,56 per l'esattezza. Avellino col pallone, Ugherani da Oselito, ancora per il numero 20, cambio lato forte per Wilde, orienta ancora Lucio Avellino, Wilde da Arillo, Murillo esce forte ma non trova il pallone, Wilde in possesso, Ugherani, c'è movimento di Oselito servito solo ora, Ugherani sfila le spalle, Avellino va dal 23, ora Oselito tiene la Fortitudo, chiamato a raccolta il Paralavinium da Michelangelo, Avellino, Wilde, Oselito, secondo palo Ugherani, verso Arillo, chiude Molitierno, 2,22, Arillo, Avellino, Oselito, Avellino, ancora da Arillo, si scambia la posizione con Wilde che arriva ora pronto per poter calciare. Avellino la chiede e la ottiene da Oselito, cambio lato, Wilde col destro, ancora Molitierno che poi riesce a lanciare anche Murillo con l'esterno. Avellino, ancora Murillo, ce l'ha sul piede forte, strattonato da Wilde, Murillo in mezzo a due con un fallo messo giù. Gran lavoro di Murillo che ha avuto anche l'occasione per chiudere la gara, ottiene il massimo. Avellino lì ha salvato il colpo del probabile KO perché al posto giusto nel momento giusto. (1:51) la sirena con calcio di punizione per la Fortitudo Pomezia, che ha dimostrato di creare sempre qualcosa di pericoloso su situazioni di palla in attivo. 1,51 alla sirena, Micheletto osserva la barriera e dà indicazione a Ierai, forse un consiglio su dove dovrebbe calciarla. Parte Ierai a giro, Arillo alza il gomito, questo sembrava più evidente del tocco prima di Avellino, ammonito Esposito. Qui sembrava Tutti a protestare. evidentissimo il tocco. Ammonito anche Molitierno. Il trambusto più totale del Paralavinium. Farà tanto discutere l'arbitraggio oggi della terna presente al Paralavinium. Arillo ha rischiato e non poco in questa occasione. Il fischio arriva ora. Esposito verso Micheletto che calcia sul secondo palo, la palla rimane lì. Ierai col destro viene murato. Con Ierai che rischia troppo su Arillo che riesce a passare, palla di là, Ugherani a tu per tu con Molitierno che riesce a salvare. Ancora decisivo il numero 22 a 1,36 dalla fine con la parata salva risultato. Arillo, Wilde, portiere di movimento per Alessandro Abate ovviamente. 90 secondi da ora, Oselito, Avellino, momenti cruciali. Avellino
da Ugherani, la sposta, poi cambio lato, ancora il numero 20 in possesso, serve Wilde verso Arillo, ancora impreciso proprio come nell'occasione della superiorità numerica, sempre sull'asse Wilde Arillo. Michelangelo va lontano, Murillo lo cerca, arriva Parisi. Incandescente qui il clima al Palalaminium, anche per le dubbie decisioni del direttore di gara, perché veramente abbiamo rivisto la parata di Arillo in area di rigore. Arillo, Selito, secondo palo, ancora Molitierno, la porta è vuota, Ghierai la cerca ma non la trova. A centimetri dal match point la Fortitudo. Prova a calmare gli animi in panchina l'arbitro in un finale che, come ha detto il mio assistito Alessandro Bellardini, è incandescente a Pomezia. 45 secondi, Arillo la porta su, Avellino chiama la giocata, Arillo, esce Murillo, Selito, finta di scarico, poi va ora ad Avellino, doppio scambio, Selito Ugherani, palla al centro per Wilde, destro largo, che spavento per la Fortitudo. Cuore in gola qua per tutta Pomezia, Lorenzo, veramente sono secondi che sembrano ore, ne mancano 27, ma c'è veramente, può succedere ancora di tutto. Ghierai, Avellino riesce a passare Arillo in qualche modo, Ugherani verso Che cosa Arillo. salva Ghierai? Ghierai decisivo, poi provando anche ad andare, Wilde, solo pallone, Ugherani, Arillo prova ad andare sul fondo, Murillo si abbassa e trova l'ultimo tocco in Arillo. 12 secondi allo scadere, Molitierno cerca Raubo con le mani, indica la strada Raubo, Avellino arriva in anticipo, Esposito verso la porta, Parisi la mette giù, 5 secondi, cambio lato, Avellino, 3, Avellino calcia fuori. Manca un secondo, possiamo dirlo, la Fortitudo Pomezia ha vinto questa partita. Un solo secondo allo scadere, Molitierno la muove, arriva ora il suono della sirena, titoli di coda, la Fortitudo ribalta la Sandro Abate e guadagna 3 punti importantissimi per la corsa ai playoff. La Sandro Abate deve cedere alla grande risposta di un gruppo che si vuole giocare fino alla fine l'accesso, che sarebbe forse storico. 3 punti importantissimi, l'avevamo detto, questa è una partita che valeva un'intera stagione. La Fortitudo non l'ha sbagliata, venendo a capo di una situazione complicatissima. Potremmo titolare all'inferno e ritorno per la Fortitudo Pomezia, che porta a casa questi 3 punti incredibili. Io, Lorenzo Savi, ti do la linea perché scendo al Palalaminium per le interviste di rito, e intanto ti ringrazio e ci rivediamo fra un po'. Le squadre sfilano e noi attendiamo Alessandro Bellardini. È stata una partita intensissima, vissuta al massimo dal primo all'ultimo secondo, una gara importante per entrambe, forse più per la Fortitudo, che porta a casa, come detto e ridetto, 3 punti molto molto importanti. Hanno ancora qualcosa da dirsi Arillo e Micheletto. Portato via Micheletto da Di Luccio, intanto il pubblico vuole il saluto della squadra. Comunque tanto onore alla prestazione della Sandro Abate, che ha gestito, controllato, guidato la partita per lunghi tratti e poi è capitolata sul mancino di Micheletto. Mentre scorrono le immagini dei gol, la Fortitudo sul parquet saluta i suoi sostenitori. Attendiamo il contributo
dai campi. Vediamo Alessandro Bellardini che richiama a sé mister Piero Basile, perché mister Grassi sta facendo il giro dei saluti. Pomezia ora a 4 partite dalla gara, a 4 partite dalla fine del campionato, scusate, si trova a 7 punti da Pesaro. Intanto vedo Alessandro Bellardini pronto in mezzo al campo con mister Piero Basile. Allora, linea al campo con Alessandro Bellardini. E allora ringrazio Lorenzo Savi che dovrebbe appena avermi dato la linea. Non so se si sente, abbiamo un rientro qui alle nostre spalle, c'è il grande tifo del popolo rosso-blu. È appena terminata una partita incredibile, una partita dalle 1001 emozioni. Siamo con il mister della Sandro Abate, Piero Basile. Mister, quanto fa male perdere una partita che avevi condotto in porto, diciamo, per buona parte dello svolgimento di questa partita. Nel finale, insomma, la Fortitudo l'ha ribaltata e vi ha levato 3 punti che credo avevate cullato per buona parte del match. No, cullato no, perché sappiamo che è una partita, ormai queste sono partite quasi di playoff, no? Sappiamo che per il Pomezia era quasi l'ultima spiaggia questa, quindi sapevamo che dovevamo soffrire fino all'ultimo secondo, no? È stata una partita equilibratissima, bellissima, credo, il pubblico si sia divertito. Noi abbiamo avuto l'occasione soprattutto sulla superiorità numerica, no? Perché se riusciamo a fare il gol sulla superiorità numerica andiamo in doppio vantaggio e lì abbiamo più chance di portare la partita a termine, no? Purtroppo abbiamo commesso uno dei pochi errori della gara, forse sul gol del vantaggio del Pomezia, perché abbiamo lasciato, credo, un uomo, lo devo rivedere, però è stato uno dei pochi errori. In questo momento il Pomezia è una delle squadre migliori del campionato per come gioca, l'intensità che ha, quindi noi abbiamo tenuto testa fino all'ultimo, no? Abbiamo avuto anche qualche occasione col portiere di movimento, però la partita è andata così e ci prendiamo, diciamo, la prestazione, dobbiamo correggere qualcosa che non è andato, come la superiorità numerica e magari qualche errore difensivo che abbiamo fatto, che abbiamo, diciamo, ribaltato la partita a favore loro. Andiamo avanti, ci mancano 4 partite, come dobbiamo cercare di fare punti per centrare prima di tutto l'obiettivo playoff. Piero, prima di salutarti, è una sconfitta che sposta poco in termini di classifica, perché comunque una Sandro Abate che resta comunque saldamente in zona playoff e che conferma comunque l'ottimo momento della tua squadra, perché a Pomezia hai fatto veramente una grande prestazione oggi. Sì, ma noi, così come altre volte, qualche episodio è girato a nostro favore, questa volta un po' qualche episodio, un po' la nostra, diciamo, non bravura nell'affrontare il 4 contro 3, perché sul 5 contro 4 abbiamo creato 3-4 occasioni, sul 4 contro 3 di meno, anche se Moliterno ha fatto 2 parate importanti. Però chiaramente, ho detto, queste partite ormai si decidono per alcuni episodi, no? Quindi dobbiamo andare avanti, continuare a fare il nostro campionato. Sappiamo che fino ad ora abbiamo fatto bene e chiaramente avremo fatto benissimo quando avremo centrato il nostro obiettivo. E allora ringrazio Piero Basile, buon rientro da Avellino, grazie, e aspettiamo i nostri microfoni, mister Maurizio Grassi. Lo andiamo a prendere letteralmente, che insomma sta finendo anche lui di festeggiare. Allora siamo con mister Maurizio Grassi. Mister, non so da dove cominciare, io ti dico, l'ho titolata All'inferno e ritorno. Sì, siamo arrivati, abbiamo toccato l'inferno e poi siamo tornati. Questa è la forza della nostra squadra, che non molla mai, sta sul pezzo tutta la partita, ha corso tanto, ha giocato, ha creato, però poi facciamo 2 o 3 cretinate e poi prendiamo gol. Questo non va bene, però abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una partita fondamentale per noi. Mister, l'avevamo detto prima della partita, era una finale di Champions League questa, e ha dimostrato una maturità pazzesca da parte della tua squadra, perché andare sotto 2-0 in un clima del genere, in un momento del genere, poteva veramente aver significato la fine di questa stagione. Che cosa hanno tirato fuori questi ragazzi che hanno ripreso in mano una partita in maniera veramente importante da grande squadra? Ma hanno tirato fuori tutto quello che hanno, la forza di questa squadra. Adesso c'è tranquillità, i ragazzi hanno consapevolezza della loro forza. Ricordo che ho lasciato fuori Dudu per la seconda volta, è una cosa, fa capire la forza di questa squadra, e l'ho fatto veramente con fatica, perché venire qui a vedere gli allenamenti, qui tutti vanno a 200 all'ora, quindi è difficile lasciare fuori qualcuno. Però ho detto, la squadra è forte e meritiamo questo il cammino che stiamo facendo. Parola maturità, una squadra che ha ripreso questa partita nonostante qualche
piccola dubbia decisione arbitrale, specialmente il secondo calcio di rigore abbiamo visto in cronaca, sembrava netto. È stato difficile mantenere anche la lucidità per portare a casa questi 3 punti, mister. Ma sì, ma questo fa parte della nostra maturità, non voglio parlare dell'arbitro perché non mi compete a me, non mi interessa, e a me mi interessa quello che fanno i ragazzi che danno l'anima, danno il cuore, e questo è quello che a me piace. E poi il lavoro paga, io lo dico sempre, loro dal primo giorno che sono venuto qua stanno lavorando tanto sia nella parte fisica ma nella parte tattica, e il lavoro poi paga. Anche non aver preso gol 4 contro 3 è veramente tanta roba, aver rischiato pochissimo 4 contro 3. Intanto ti giro i complimenti di Piero Basile, che ha detto che incontrare la Fortitudo adesso è una delle squadre più forti del campionato, e ti saluto con l'ultima domanda: 4 giornate alla fine del campionato, quanto ci credi? Ma io innanzitutto ringrazio il mister che aveva fatto i complimenti anche quando era arrivato, lo ringrazio veramente tanto, ma se noi stiamo facendo bene loro stanno facendo altrettanto, loro già stanno in zona playoff, stanno facendo un campionato veramente importante, e all'inizio del campionato sono stati anche hanno avuto pure qualche problema dei giocatori, ne avevano pochi e comunque sono lì sopra, quindi lo ringrazio veramente tanto di quello che ha detto sia prima che dopo ai microfoni, che ai microfoni è più facile dirlo, ma poi in privato è quello che fa più piacere. Sul fatto di crederci, io l'ho detto al primo giorno, lo sapete bene qua, io quando sono arrivato qui ho detto che voglio arrivare ai playoff e che ci credo, e quindi in questo momento non posso che non ripetere la stessa cosa, io ci credo, però penso partita dopo partita, adesso ci aspetta un inferno perché andiamo a giocare in un campo dove tutti hanno fatto fatica e quasi tutti hanno perso punti, e noi non ce lo possiamo permettere in questo momento, quindi andiamo lì, lo sappiamo, sarà una partita difficile, saremo senza Mateus, che in questo momento credo che sia l'ultimo più forte del campionato, non me ne voglia nessuno, ma in questo momento lui è l'ultimo più forte del campionato, andremo senza di lui, ma la squadra è forte, ripeto, rientra sicuramente Dudu, la squadra è forte, quindi andremo lì e ci giocheremo la nostra partita. Allora grazie Maurizio, grazie mister. Allora ringraziamo Alessandro Bellardini per avermi aiutato in cronaca e per i contributi dal campo nel immediato dopo gara. Concludo il discorso per quanto riguarda la classifica. L'8° posto ora della Fortitudo dista solo 4 punti. E allora bisogna crederci. Ci sentiamo sempre su Futsal TV. Alla prossima.